abbiamo il piacere di essere ospitati quest'oggi qui al castello di Bauso in occasione del terzo raduno dell'ASAS, Associazione Siciliana Arte e Scienza, e abbiamo qui con noi ospite quest'oggi la Presidente che abbiamo già avuto il piacere di intervistare l'altra volta in occasione del Premio Calvino, la nostra Flavia Vizzari. Intanto buongiorno Flavia. Buongiorno a voi tutti, benvenuti. Spiegaci un po' in cosa consisterà questo raduno di quest'oggi qui nella ridente Villa Franca Tirrena. Questo raduno è un raduno di poeti e artisti. Infatti nella stanza accanto abbiamo una collettiva d'arte, di pittura, anche qualche opera a sbalzo. Consta di un recital poetico che si succederà in due parti, una parte la mattina e una il pomeriggio. A fine serata ci sarà anche un attestato da dare agli artisti che hanno partecipato e poi la cosa più importante, si svolgerà anche il terzo convegno di lingua siciliana organizzato da noi qui nella provincia peloridana. Sempre suddiviso in due parti, in una fascia durante la mattinata e una nella fascia pomeridiana. Quindi una manifestazione molto articolata, come Sì. al solito molto interessante. Abbastanza carne al fuoco. Abbastanza carne al fuoco, quindi un piatto ricco micifico, come si ci dice. Quindi ringraziamo tantissimo Flavia e la ringraziamo anche per tutto il lavoro che svolge nel Messinese per promuovere la cultura e soprattutto la lingua siciliana. Speriamo che prima o poi si arrivi a una grammatica comune, Speriamo, sì. cosa che speriamo un po' tutti i siciliani per scrivere tutti uniformemente. Grazie mille Flavia. Prego. E un altro ospite quest'oggi in occasione di questa manifestazione è Filippo Scolareci, che è un poeta e tra l'altro fa parte anche del direttivo dell'ASAS, questa realtà messinese. Come vicepresidente. Ci dica come è stato organizzare questo terzo raduno, se è stato difficile e cosa volete trasmettere con queste manifestazioni. Questa manifestazione noi intendiamo trasmettere le nostre tradizioni, specialmente per quanto riguarda la lingua siciliana, oltre alle collettive che facciamo sovente. Diciamo che questa spinta si è avuto maggiormente dall'aprile del 2010, quando l'Assemblea regionale siciliana ha emanato un decreto legislativo, anche se adesso ancora non è legge definitiva, per insegnare nelle scuole pubbliche proprio la lingua siciliana sotto tutti gli aspetti, cioè sia dal lato storico che dal lato grammaticale. Quindi, però certamente non è una cosa che si può fare così su due piedi. Certamente. Benissimo. Comunque è una cosa che sicuramente a mio avviso verrà anche dai poeti, dagli scrittori, dalle persone che realmente vivono il siciliano giorno per giorno e che potranno in questa maniera aiutare anche poi le istituzioni e l'ARS a varare poi una grammatica comune. Ma Ringraziamo, prego. Non solo dico l'ASAS, ma ci dovrebbe essere, come dire, una tavola rotonda di esperti linguistici, specialmente siciliani, perché in tempi non sospetti molti studiosi si sono impegnati nella lingua siciliana. Poi magari durante il convegno nominerò questi personaggi e così avremo modo. Grazie. Certamente, benissimo. Tra l'altro è una cosa che ci auguriamo un po' tutti, anche un impegno comune di tutti gli studiosi, tutte le persone che hanno qualcosa da dire in maniera simpatica, in maniera civile, che si ci riunisca tutti quanti periodicamente per poi raggiungere un obiettivo comune. Ringraziamo Filippo Scolareci per il suo intervento. A Sicilia la memoria, scappesata dallo stellato e a solo testimone. Ma le donne arrivate, dopo le volte in generato, sbarcate per alma e cacciate calendario. Promettie contadine, scuola, terra, libertà, e invece concedessero a lei ascoltate. Editandosi ora, a colonia vostra resta povera e fa serva al governo che si è occupato. A Sicilia è nato il governo è mauro, non aveva nulla da secare. A Sicilia è un zero senza scuola, non trasporta bestiame, per l'uomo sono muto, perché questo di cuore di Vittoria Emanuele II, quando si va proclamò per l'Italia, e meridionali italiani e si li vendeva al Belgio, alla Francia, all'Olanda, che diventeranno bravi. Ecco perché la Sicilia non vende, ma un treno senza scuola, non
trasporto cristiano, però sul non li sarà. E da tanto si lavora, ancora mostrava questa cosa che fa sempre la chiesa sempre. E a Roma c'è un governo comunale, che alle vigne ha bisogno, prima c'è una scala. A Sicilia va la mafia, una setta criminale, ma in casa sono a Roma, e a Roma c'è la centrale, c'è un papà del Vaticano, un potere del governo, il Stato italiano. C'è un papà del Signore, c'è un potere temporale, a dolce vita di fratelli, meno male, a dolce vita di fratelli, meno male, malo nero. Resta poi fa serva a come per esempio la Sicilia è una venuta un governo e martura una mano non potere a cercare l'una Sicilia per zero a benzina senza sole non trasporta bestiame per un uomo sul mondo e a Roma c'è un governo di Currana, Calvini ha preso vivo, a coprire la Cetescana, a Sicilia va avanti una setta criminale, ma i capi sono a Roma, se, e a Roma c'è la centrale, c'è la centrale, c'è un papato Vaticano, un continente un governo, dentro lo Stato italiano, c'è un papato sostituto, c'è un potere temporale, la dolce vita di Bravini del ho parlato sostituto c'è un potere temporale e altra vita di Berlino e meno male, la voce vita di Berlino e meno male, malo bene. Facciamo una conosciuta così, poesia d'amore. Questi siciliani che quando fanno poesia d'amore sempre piangono. Purtroppo il siciliano per il pelo viene un sacco di pene, mentre dappertutto è libero ovunque. Pochi uguali, pochi. Amore, amore che m'hai fatto fare? M'hai fatto fare grande pazzia, un bacio non posso mai quanto scordare, e la mia
me la lavo in casa con un santo. Pizzetta la testa, mia, che tu mi giorna mi buttarci a tavola. Ancora un roseo e mattia. Amore, 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 amore. E venga tornatia come una legna, come un cacciatore in una guaglia, pensa su qualcosa sottiglia, come un fiore filato alla minaglia. Amore, 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 Sulle note di questa bellissima canzone siciliana eseguita da cantastorie Luciano Busacca di Vittoria, Filippo Scolareci, la presidente ex deve narrare in piazza. No, darare un pochino. Forse è troppo vicino alla cassa. Facciamo la prova. Adesso mi sentite bene? Sì. Va bene, io infatti sentivo un eco di ritorno. Però. Ah, ecco questo. E allora, stavo dicendo, ma scusami, è un po' forte. Anche il fratello. Sì. Regoliamo il fratello. Non sente, adesso si deve capire la voce. Sì. Adesso? Un po' di meno? Va bene così? Sì. Va bene, ok. Quindi stavo dicendo, sulle note di questa bellissima canzone siciliana, ancora pure classica proprio per eccellenza, eseguita dal nostro cantastorie Luciano Busacca di Vittoria, Filippo Scolareci, la presidente Flavia Mizze e il direttivo dell'ASAS vi danno il loro più cordiale benvenuto e vi ringraziano per la vostra partecipazione al terzo convegno Tavola Rotonda per la lingua siciliana, recital poetico e non ultimo, anzi abbiamo fatto l'inaugurazione proprio con la collettiva di pittura martedì scorso. Bene, a questo punto è giusto ringraziare la sovrintendenza dei beni culturali di Messina, nella persona dell'architetto Lidia Signorino, alla signora Enza Tassoni, un applauso, ai suoi colleghi che si sono adoperati positivamente per la riuscita di questa manifestazione, della mostra anche. Ringrazio anche il sindaco del comune di Villafranca che ci ha permesso di farlo qui in questo bellissimo ridente paese, al consigliere comunale signor Nino Costa, all'assessore cultura e turismo dottor Gianfranco Amendolia, alla provincia regionale di Messina ed al comune di Messina. Ringraziamo anche il signor Alessandro Pampinella, che è il responsabile internet della rivista Epoca Nostra di Trapani. A questo punto andiamo alla presentazione dei membri dell'ASAS, fondatori e direttivo.
La Presidente è Flavia Vizzari, il Vicepresidente Filippo Scolareci, il Presidente del Consiglio dei Fondatori la signora Pina Bernala, il Segretario il Professore Lino Comunale, componente del direttivo Antonio Cattino, componente ancora del direttivo Diego Manualdi, membro dei fondatori Luigi Terranova, altrettanto membro dei fondatori Pasquale Ermio e Licia Velardi, membro dei fondatori. A questo punto è doveroso passare la parola al nostro socio fondatore Pasquale Ermio, perché desideriamo commemorare la figura di un nostro socio che purtroppo c'è stata un'antipartita durante questo mese. Prego. L'ASAS in tutti i suoi soci desidera ricordare il compianto professor Giuseppe Livoni, socio aderente di partito improvvisamente il 30 settembre scorso. Presente spesso al caffè letterario, nonostante la notevole distanza tra la sua amata Caprileone e Messina, era dotato di una grande personalità, che lo distingueva anche nella sua filosofia di vita e nella poetica. Lo sosteneva nella ricerca e nello studio della lingua siciliana, a cui tanto teneva. Ci ha lasciato con due interrogativi insoluti che volevano aprire al confronto di idee e di pensiero. Al momento esiste davvero la lingua poetica siciliana? Con quale azione si può portare avanti nel migliore dei modi la poesia? Anche nel trovare delle risposte piene, soprattutto al secondo quesito, lo ricorderemo bene con la sua passione e dedizione culturale. Invito ad alzarci in piedi e per tributare e dedicare a lui un applauso. Grazie. A questo punto vorrei dare un saluto di benvenuto alla professoressa Tina Di Dio, che è un'insegnante nell'Istituto Tecnico Borghese Infatti, che è presente. Pregherei di avvicinarsi al tavolo, prego. Grazie. Lei ci spiegherà di un progetto che ha un programma. Prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Tino Dio, questa è la mia collega, rappresento l'Istituto Borghese di Batti, la collega associata all'IPA, dove praticamente siamo dei docenti di lettere. Siamo grati qui all'associazione ASAS di averci invitati. Vorremmo presentare qui all'ASAS praticamente un nostro progetto a scuola dal titolo La Sicilia, l'isola di Sicilia, bella per la sua abbondanza e bellezza, che praticamente ha lo scopo proprio di incentivare i ragazzi e l'obiettivo proprio di praticamente far riscoprire le radici della cultura siciliana. Ringraziamo tantissimo, noi ci siamo incontrati quest'anno, devo dire solo due parole, veniamo da esperienze diverse, io tanti anni al nord, ritornando al sud è giusto che i nostri allievi, il nostro pubblico sono gli allievi, sono emozionatissima, anche io. I nostri allievi capiscono veramente cosa significa la cultura, non solo la nostra cultura in Sicilia e anche portata fuori dalla Sicilia, perché molto spesso ci si vergogna del nostro dialetto, scusate l'emozione, del nostro dialetto e di ciò che possiamo portare fuori. Questo noi abbiamo del nostro progetto, lo stiamo realizzando con uscite didattiche e i ragazzi lo apprezzano tantissimo. Sarà il 14 novembre, ci sarà la manifestazione a scuola con la presenza della band Chi di Mangiaro Band, non so se avete sentito parlare, proprio per far riscoprire anche il folklore giustamente della nostra Sicilia, dato anche praticamente al nord.
ringraziamo nuovamente gli insegnanti. E allora, a questo punto mi sembra giusto e doveroso parlare di questa location. Forse molti di voi non sanno che il castello di Brunso è stato istituito e costruito dal conte Cottone, Stefano Cottone, nel 1570. Successivamente, quindi diciamo, è stato durante la costruzione c'era precedentemente dei ruderi, scusatemi, c'erano dei ruderi, su questi che erano dei ruderi si presume che fossero arabi. Su questi ruderi il duca Cottone, che sono diciamo discendenti dei Cottoner francesi, questi Cottoner tra l'altro erano dei banchieri che vivevano a Messina, quindi una volta che hanno comprato tutta quest'area, allora poiché hanno visto che non c'era quasi nulla, perché c'erano poche case sparse, costruendo questo castello, perché proprio in quel periodo diciamo c'erano i pirati e quindi è diventato come un centro di difesa e tra l'altro anche di raccolta di persone che abitavano nella zona. Successivamente, proprio in questo bellissimo castello, nel XVII secolo, alla fine del XVII e inizio del XVIII secolo, si sviluppò e successe una tragedia che purtroppo è diventata successivamente famosa perché lo scrittore Alessandro Dumas, il padre, fece un romanzo. Io sto parlando di Pasquale Bruno. Pasquale Bruno in sostanza divenne un brigante, ma prima di lui divenne un brigante il padre Antonio, e tutti e due purtroppo nel tempo hanno avuto la stessa sorte, cioè sono stati decapitati a Palermo. Vediamo per quale motivo sono diventati briganti, perché voi sapete benissimo che nelle epoche passate si usava moltissimo il diritto di prima notte, e quindi diciamo che la moglie di Antonio era una bellissima donna che viveva qua nelle vicinanze assieme al marito e al figlio Pasquale, nelle vicinanze del castello. Poiché il castello era lasciato in mano a dei gendarmi sicuramente, diciamo che questi hanno fatto un sopruso, specialmente il responsabile, un certo Corso, che poi successivamente venne ucciso da Antonio, mentre nella leggenda si parla che Antonio ferì invece il principe, e non è possibile questo storicamente, perché il principe di Castelnuovo, perché questo si chiamava Castelnuovo, il principe per diritto di casta era presente sempre a Palermo in quanto sedeva sugli scranni della regione siciliana, nonostante allora non era regione ma era lo Stato, diciamo il Regno di Sicilia. A questo punto successivamente il padre, proprio per questo motivo, dopo aver ucciso questo Corso, se ne ha dovuto lasciare la famiglia e dovette scappare. In seguito, dopo che l'hanno preso, lo hanno, come ho detto poc'anzi, ucciso sulla piana di Palermo, in via Marina Messina. Nel tempo questo ragazzo che con la madre se ne sono dovuti andare via da qui perché la madre si vergognava ormai di stare per questo sopruso che gli è stato fatto, e allora se ne sono andati diciamo dall'altro versante vicino a Taormina. Mentre in quel periodo lui stava crescendo, questo era un ragazzino, Pasquale, certamente quando la madre morì lui volle ritornare nel paese dove era cresciuto inizialmente. Quando tornò qui, giustamente crebbe, diciamo, come un uomo che cercava di fare delle prepotenze, anzi, poi nel tempo si era fidanzato, secondo il racconto del Dumas, perché il Dumas nel fare la leggenda l'ha un po' incigantita, perché poi sapete come si dice, diciamolo in dialetto, visto che parliamo di dialetto, Cucutta, Piantagiunta. La principessa era la figlia del principe di Castelnuovo
non volle questo fidanzamento di Pasquale con la sua serva, e allora a quel punto arrivato diciamo che lo fece cercare dai suoi gendarmi per fargli fare la stessa fine di suo padre, tanto per stringere, perché giustamente la leggenda è lunghissima e bellissima tra l'altro. Diciamo che Pasquale Bruno proprio divenne leggendario perché c'è stato specialmente un momento in cui a Spadafora, vedi, nella traversata, siccome aveva un giubbotto sicuramente rinforzato, i gendarmi di Spadafora che gli avevano teso un agguato gli hanno sparato addosso, ma non sono riusciti ad ucciderlo. Comunque successivamente, una volta arrestato, purtroppo al povero Pasquale successe la stessa cosa del padre. Comunque questa leggenda attraversò il mare dello Stretto, attraversò tutta l'Italia e finì conosciuta in tutta l'Europa. Benissimo, grazie per questo intervento. Io dovrei dire una cosa, dovremmo a questo punto inoltrarci nel convegno, però come noi sappiamo alle 11 c'è la messa a Saponara Marittima. Considerando che sicuramente forse non tutti i presenti ci sono, io vorrei dare la parola, però vi prego, perché alle 11 meno un quarto dobbiamo smettere, magari do la parola a Flavia Vizzari e ci tengo a precisare che i relatori non debbano gentilmente perdere non più di 10 minuti nella loro stesura. Ecco Flavia, prego. Un benvenuto a voi tutti al terzo raduno regionale Arte, Scienza e Natura. Perché l'ASAS organizza convegni di lingua siciliana? Innanzitutto perché tra gli scopi statutari dell'ASAS anche la promozione della cultura storica della Sicilia e della lingua siciliana. I principi e il funzionamento dell'ASAS sono posti sulla base della fraternità, della solidarietà, della flessibilità, della trasparenza, del rispetto della dignità di tutti e della collaborazione tra tutti gli artisti e tra tutte le persone, come gruppi, associazioni e come individui. Per raggiungere questi obiettivi necessitano il confronto e lo scambio culturale e l'organizzare convegni su qualsiasi tematica, scientifica, artistica o letteraria è il modo più adeguato per giungere a questo scopo. L'ASAS nasce il 10 gennaio del 2011, ma già da molto prima il nostro interesse è volto alla problematica dell'unificazione della Koiné, al desiderio del raggiungimento di un'unica ortografia della lingua siciliana con la nascita di un unico dizionario e di una unica grammatica, anziché essere costretti ad attingere alle poche pubblicazioni esistenti che sono frutto delle idee di singoli studiosi. Questo desiderio di una Koiné comune, esistente da un centinaio di anni, a mio avviso oggi è stato confuso da alcuni poeti che, adottando una propria maniera di scrittura, non desiderano essere contestati, ma spesso si confondono le contestazioni o le correzioni che sono dovute per quanto riguarda la grammatica, la sintassi o le varie declinazioni dei verbi, asserendo di essere liberi di poter usare un'ortografia personalizzata poiché è inesistente quella unica, non valutando che la grammatica, la sintassi, i verbi non possono essere personalizzati poiché hanno già delle regole indipendenti dalla Koiné. Desidero precisare anche che dire che l'ASAS è vicina all'esigenza di una unica ortografia della lingua siciliana non vuol dire che è contraria ai vari dialetti, anzi, la nostra associazione promuove ogni forma di cultura siciliana e i dialetti sono parte preponderante di essa. Lo studioso Arturo Messina di Siracusa ci ha fatto pervenire un suo scritto. Carissimi amici, innanzitutto tengo a manifestarvi il mio più vivo dispiacere nel non poter essere tra di voi in questa circostanza, come lo sono stato nel raduno tenetosi nella sala degli specchi della provincia regionale di Messina,
dove ebbi l'occasione di incontrare parecchi appassionati delle singole Cusuzze, di esternare tutta la mia ammirazione verso i dinamici organizzatori del convegno, in modo particolare verso la Presidente Faria Rizzeri, sempre in prima linea nell'affrontare e superare le gravi difficoltà che presenta il ragionamento della coerenza linguistica. Seguo con grande soddisfazione gli scambi di idee che da parecchio tempo avvengono proprio sul sito che è stato realizzato per me su Google e con quanto entusiasmo si va diffondendo l'attenzione verso la lingua siciliana. Una raccomandazione, sempre ci dice Arturo Messina, tuttavia vorrei fare a tutti coloro che tanto interesse, tanta passione dimostrano per la lingua siciliana, di tener presente che una lingua, qualunque essa sia, non si apprende e si possiede effettivamente se ci si limita solo all'espressione orale. Tutti sanno ad esempio che nella questione della lingua italiana, tenuta già fin dalla prima metà dell'Ottocento, si addivenne a definirla non quella toscana, fiorentina, bensì il prodotto di tutti i migliori scrittori italiani. Si parlò di buoni scrittori e non di buoni parlatori, giacché tutti furono concordi nel ritenere che un conto è il parlare e un conto è lo scrivere, e che nessuna lingua si conosce convenientemente se non si scrive convenientemente. Un conto è una parlata e un conto è la lingua. E mai poi mai si potrà scrivere convenientemente in una qualsiasi lingua se non se ne conosce la grammatica. I nostri nonni che andarono in America impararono a parlare, e anche bene, in inglese, ma non per questo si arrischiavano di scrivere in inglese. Mi auguro quindi che da questo convegno scaturisca un risultato, quello di riuscire a passare dalla parlata siciliana, anzi dalle parlate siciliane locali, che sono tante, ad una lingua comune. Ciò non si potrà ottenere senza convincersi che un conto è il fonema e un altro è il grafema. Ciò vale per qualsiasi lingua. Un conto è riuscire ad esprimersi anche poeticamente con la parola, e un conto è riuscire a esprimersi con la penna, con la scrittura. Perché uno scritto riesca veramente a comprensibile, deve essere scritto con le regole e i sacramenti, con l'accento, la fesi, l'apocope e il rispetto di tutte le altre regole morfosintattiche necessarie come in tutte le altre lingue. E Arturo Messina ci dice anche che la sua grammatica sistematica della lingua siciliana, dall'ortoepia all'ortografia, dall'analisi grammaticale all'analisi logica del periodo, che tanti denunciano che non si trovi, che è possibile trovarla su internet, a un sito di Antonio Randazzo, che ha creato una pagina proprio appositamente per lo studioso Arturo Messina. Grazie per la Presidente. A questo punto ci dovrebbe essere la mia relazione, ma la mia relazione è un po' più lunga. Allora, per abbreviare, visto che dobbiamo andare a messa, io chiamerei la relatrice Maria Morganti. Prego. Un applauso, grazie. In effetti tutto quello che dicono, che è stato detto sia dal signor Messina che da Flavia, sarebbe auspicabile, però io penso che la lingua siciliana debba essere valorizzata senza però trascurare o volere cassare le realtà locali. In Sicilia 4 sono le parlate più note: Palermo, Catania, Messina e il centro dell'isola. Non si devono dimenticare però alcuni siti dove si parla il gallo italico, vedi Montalbano, San Fratello e cose varie, oppure il greco, la parlata della Piana degli Albanesi. Io ho avuto il privilegio di studiare tradizioni popolari col grande professore Lombardi Satriani, e ricordo che ci fece fare delle isoglosse
che sarebbero le linee che congiungono tutti i luoghi in cui un fonema si dice allo stesso modo. A me toccò Barcellona, Milazzo, Gala e Rodimilici e il fonema Angelo, Aranci, Ianciulu. Quindi a distanza di pochi chilometri si dice a Milazzo e a Barcellona Ianciulu, manci d'arancia a mezziorno, sanno un cadagugno una manciata corta, mentre a Gala e a Rodì, proprio a distanza d'aria, pochissima, 8 km, si dice Ianciulu, manci d'arancia a mezziorno, sanno un cadagugno una manciata corta. Per cui, per questa diversità di pronuncia diventa segno distintivo di appartenenza al luogo, grande o piccolo che esso sia, e credo che di questo, nella stesura di una sicuramente auspicabile grammatica siciliana unica, se ne debba tenere conto. Grazie. Ringraziamo Maria Morganti per questa sua relazione e a questo punto direi di sospendere, anche perché già diciamo che sono le 11:15, al rientro riprenderemo di nuovo queste relazioni e poi passeremo al recital poetico. Grazie. Benissimo, ringraziamo il cantastorie Luciano Musacca per questa bellissima canzone. Adesso passiamo alla seconda parte del recital poetico. La prima parte, chiaro. Adesso chiamiamo la poetessa Maria Morganti. Prego.
e ci farà ascoltare come cominciare a parlare in dialetto. Pronto? Sì, sì. Allora, questo è tutto vero. Cominciai a parlare in dialetto. Con pace e maci, ma iscia al latino. Io parlavo solamente l'italiano. Se venivano per dare il cadere, io gli guardavo come fossero sciameri. Quando lasciammo la casa di campagna e ne scendemmo a mare a Santo Saba, io mi metto spinciuta al Tanagnone e uno di Caruso disse: parla, a figlio mio non puoi giocare perché chiaramente non sa parlare. Con grande dispiacere dei miei masci, capi una settimana sulla 20, un dialetto fu a me seconda lingua. Cominciai a comandare a Mocciadella, giocare a battemuro, alle castelle, fui pure capofila a pescigliarti. E tutti mi volevano comandare quando c'era una rupa del battiano. Tralasciato i pescatori e mi insegnai i nomi tante pesci, ciaci, uovo, curaci, griglioli, piante, pesantone e tunnacchioli. Io oggi domando scusa a bacio tanti e a tutti i grandi poeti e letterati che sono sempre un tome vecchio. Ma non c'è cosa più buona e rilassante di una bella vacata in dialetto. La Presidente mi deve consegnare l'attestato. Grazie. Sì, fammi la tua mail, perché io me mando bene. Grazie. Adesso chiamiamo Mario Arena con la poesia I mandorli fiori. Mario, il microfono, prego. Allora, io che ho riuscito per l'emozione perché non vedo più pubblico, spero di fare più meglio. Metti qua. Microfono. Dicevo, cercherò di fare più meglio perché il pubblico non è facile. Allora, rimando il fiore. Il tempo ignora, umani smarriti a donare. Chissà se la fonte l'attende per corpi di dono, ma profumi attesi s'accendono. Profumi profusi d'estasi antica ora, e l'aria ci guarda attorno. Frattanto che stormi di baluardi s'arrendono all'aria ad attenderci antichi ricordi. Mario, non andare perché la prima giornata deve consegnarti il attestato. Grazie. Pregherei i poeti di non andarsene dopo che recitano la poesia, in modo tale che non li richiamo io. Va bene. Allora, adesso chiamiamo la nostra amica Adele Catalano, che viene da Trapani, con Adele. Con la poesia di Masco. Prego. Salve. Allora, il tempo è un continuo nascere e morire delle cose, ma è anche trasformazione, rinascita. Da un fiore un'ape succhia il nettare, da una madre un bimbo succhia la vita, da una foglia un babbo succhia la linfa e diventa farfalla, si riposa, ridona la vita e poi muore. Ed io rinasco come un'araba felice
da queste macerie riprendo le forze, succhiando il nettare di Dio che è respiro mio. Grazie. Allora, avrei dovuto consegnare a Antonio Cattino, ma lo vedo impegnato con una sigaretta che ha il suo amore, e quindi eventualmente magari lo facciamo consegnare alla Presidente Flavia Mizzari. Viene di lì adesso. A questo punto credo che il signor Cattino si possa accomodare, anche perché c'è la sua poesia. Tu che ne sai il titolo? Prego. Consegna all'Attestato Lino Comunale, professore Lino Comunale. Adesso chiamiamo Gino Puglisi. La sua poesia è l'autunno. Prego. C'è stato, mi dice che c'è stato un cambio, accettiamo lo stesso, prego. Sentite? Allora, siccome Asas è dialetto siciliano, io volevo cambiare alla fine. Per la Sicilia e di chi si ricorda di loro, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Terra di siciliani, terra di gente comune, pronto solo con una schina un pezzo da parte. Terra alza lo sole e ripigliata da stagioni lavoro. Terra asciugata da gente che delle libertà ne dice terra malata. Gente sempre pronta a realisarsi e cantare stornelli per risvegliare le coscienze. Terra dove sono scudato come lì a tagliare sempre avanti. Non andiamo a scattare la poca gente sfatacata per posare un libro, per pigliare l'arma che ci serviva per pacionista della nostra terra e che dello ciavaglio dell'auge si voglia la vita. Chi non sarà che conosce, perché il suo colore è lo stesso di chi che macchia le robe e che non cancella le vergogne. Ma ammazza l'onesto per cattarsi il potere dello scatto più volte per fare inchianare un disonesto. Non scordate che ci furono cristiani che combatterono le gente che ci grida la giustizia per difendere l'uomo che mangia della sua fatica e non fu protetta manco dove fu deposto e votato. E scienziato si intende e fa le leggi che manco in osserva. Mazzate fuori per colpa dell'orgoglio e dell'indifferenza, per colpa di quel giorno era senza redenne e senza coscienza. Perché ci rivedo, dopo un prende soldi era vicino e senza speranza. E alzate le teste e pregato Signore, che la nostra Sicilia non vuole fare un funnario, e spetta gli uomini benedenti che sono pronti a
a ricostruire la nostra terra, un giorno per tutti. Perché una volta martoriata e per chi stu da sua misericordia saprà le nostre coscienze, da buttare una pace alla fine di tempo. Consegna il nostro socio Luigi Terranova, socio fondatore. Bene, adesso passiamo a Pasquale Costa. Pasquale Costa, la sua poesia, il tema Morte di Saponara. Ok, allora prego. Morte di Saponara, notte trascinata da fango, scaccelli deruttava una sciamana, povera gente che lasciava sto mondo. Un piccerino di 10 anni, coricello, ci lasciava il bimbi, la sua vita finiva così piato, a tutte le lasciava senza sciame. Ciancemo, parlavamo, mentre le taglie trame, riflettemo, pensavamo, affrontiamo sta grana. E finito uno che le tagliava in furno, pensamoci buono, se stavamo sta terra, facevano per fare finire sta guerra. Fermamo lo cemento, fermamo sto tormento, non costruiamo più, rispettiamo natura e firmamento. Aggiustiamo i sciami, i corpi e puliziamo i ciumari, piantiamo l'albero prima che finiva a mare. Fermiamo sto consumo che ne porta a ruina, non pensiamo sempre a spendere da sera alla mattina. Macchine rosse, troppe comodità, portano a Cristo, non a città. Fermiamo tutto, facevano pimotti e rispetto per il ma ne vale pure la nostra sorte. Allora mi permetto di consegnare questo riferimento a Pasquale Costa. Adesso passiamo a Lillo Centorrino. Lillo, eccolo lì, si era nascosto, non lo vedevo infatti. La sua poesia è Ricominciare. Prego. Difficile che mi possa nascondere comunque. La poesia si intitola Ricominciare, sono frammenti di vita. Asciata canusci, è lunga e pagliusa, ma se vuoi ci riesci, ci puoi camminare. Chiarando e scendendo, e prima che finisci, tocchiamo a provare. E chi sto un momento che puoi ripartire. Quante denunce e che privazioni, ma non ti scordare delle soddisfazioni. Magari sono picca, ma sono di sostanza. Famiglia, due figli, una casa, ma quanta pazienza. E ora lo vanno i paletti che arrivano in tepeti come due picchetti, rimetti scappi nuovi, frischi, lustrati e buoni attaccati. E dici al bene, ricominciare. Cammina e pedalina, respira forte, tiene sempre con te un bello panaro carico di valia. Valia per non morire, valia per tornare a respirare, valia per riconoscere l'amore, valia insomma per ricominciare. Consegna socio fondatore Pasquale Ermio. Grazie. Adesso facciamo una breve pausa, ma con un cantastorie che abbiamo già ascoltato, Busacca, Luciano Busacca. Prego. Questo in effetti non è una canzone, né una poesia, questo è tipo un poemetto da cantastorie. La morte inesorabile che arriva è il miliardario, sicuramente qualcuno di voi conosce qualcuno, per un po' muore male, per capire la vita che sta durare in eterno. Avete presente questo
che nella sua vita non conosce un medico, non conosce una malattia, non conosce ospedale, non conosce quella sua cosa, tu ripassa, diarrea, niente, sano come un pesce. A notte punta sorte e mi dicono che sta fuori. Di notte, perché di giorno sfrutta e lavora poco, fa sorte. Una anestesia, mentre che sta puntando i soldi, si sente un tappoglione. E lui no, questo è preso. Guarda come un compare se c'è un paese, carino. La morte è giunta l'ora di cangiare il regno. Ma che cavolo sta regina? Ma io devo andare a casa con mi scugno e dall'altro mondo non c'è niente. Se non c'è qualche tassa da pagare, ma io pago comunque soldi da denaro. Risata. Come sono impressionato anche con questi soldi. E la ricchezza che mi fa sparare, io non accetto nessuno valore, sogno la morte non me può comprare, non ho regnato e non ho vegliatore, io sogno la più brutta delle brutte, ma sogno e sempre ci sa tutte. E chi succede mossa senti tutti e giunte? Perché con che ne ricche tu non mangiate? Ma tu che facessi la più grassa di tutte se con che ne ricche viene a parte? Allora forse facciamo un anno del ritardo e ti fai ogni giorno un miliardo. Mi così cucciute e senti stare, più come sorte rimaneva all'orto, pulsandone lasciata carettando, e senza che fuori va un sordo, un nero quando io c'è l'uguaglianza, non c'è né sempre manco a casa. Oh, ma chi sta regia? Ma io caso di un uomo d'importanza, sogno cresciuto a mezzo alla potenza, abituato a mezzo all'abbondanza, ma che serve? Ma non c'è l'unica conferenza. Hai un miliardi a capacitare e tu non portare a mezzo alla forata. Io se no c'è. Vittorio Scusamico su sbagliato, le ricche dai sono ricche sì, mandalo punto di la verità, le ricche manco un soldo non si ride, da sì non dà lo stesso livello, non c'è né ricche manco come dietro. Sì, tu sei la morte, ma non hai germia, sei come un Dio senza pregunta. Secondo Dio avesse allassato denaro in castigo e può andare non posso più a nulla. Oh, ma che non lo sai, che la giorno Natale, senza documento, scacci di fare bene, fare un danno. Non si capisce che è così. E chi non è lentamente stai lontano, io come do risposte non mi arrivo. Le ricche di loro ridiranno, ma si discassa in tempo e deserto, e tu la cosa parte la vita, mi scapriccia di mentre si divina. Inizia capace con una bella inferocita, ed è per questo che studiamo. L'unica persona che abbiamo intendita è l'uomo dell'uomo si chiama. Udiate tutte, specialmente dell'uomo più ricco e più potente come me. Usacci che non mi importa niente, e in questo caso più importante, non hai amici, non hai parenti,
di fare qualche offerta, dice, ma vediamo se in quel mondo è come questo sporco mondo che si può corrompere qualcuno. Dimmi, dove saremo giudicati? Quali sono queste accuse che ne facciamo? Se nel mondo ci sono avvocati, io sono certo cavinciolo lì, e tu lo sai che con le guazzine diventano oneste magari l'assassino, anche se le conoscete il mafia, quello lo sai. Ah, voi siamo amici in Tupini, forse che dice a tu guarda giù, da sopra ci sono lanci di pini, farò senza milioni, come gli unici cielo guardare, casa che giusti sparalizzati. E allora io mi non capace, manco se con un passo mi spingo, io non ci tengo manco se mi scaglie, manco se lo sappia sul terracino. Ci sono lavate, giunghe, scegliate stuarte, proprio a mia da vedere, seggio, cattivo, proprio a te. Capitami che non parlare fuori, quindi un parecchio di comprometti, vestita a queste chiudi di ricordi, e caminare insieme a mia dimenti. Io dico che mi serve fare coraggio, cani facevo pure di un viaggio. Oh, ma non mi mettere tanto disagio, datelo tempo almeno quando si siamo come c'è pasta di parte, ma non è meglio pure se lo affligge. Lasciami a me queste 15 giorni, quando la moglie mia non si prestò, la testa là è proprio tu. Ma allora non mi già senta di corna, che voglio terminare di la lanterna, è inutile che fai un giro e torna, a quando ci ne chiuda la cisterna, e ciò che gli amici ti rassegni, e quindi del cattivo che mi digli. Oh, ma come faccio a lasciare lì? Come faccio a lasciare queste case, queste palazzi, queste campagne? Lì una terra mia, false maligni, si mangiano le tutte, le devo dando un tempo almeno che si scelgono le cose più importanti per te. E la testa qua c'è una cosa tu, devi sentire ripeto, si scende, mi dica abbraccio e mi taccherà, più tempo passa e più le ti facevo, e più credi stupido ti chiamo, perciò per gli amici ci niente, capo molto non senti più niente. Pensa che mi sta trattando come se fosse nero, come se fosse la luce della cara, sogni istruiti, sogni intelligenti. E tu mi stai trattando di rozzo ignorante, mi stai trattando come un paraculo che sente la ragione del mondo. Di sto momento tu sei nell'attorno, proprio nel che stai preparato, dovrà che per dovrà di traiuto, suonavo per che stanno aspettando, t'aspetto con tanta pazienza, quando hai un caffè per terza.
E mentre lui è morto, ma per credenza popolare cattolica cristiana, c'è l'anima che fuoriesce dal corpo quando si muore e vaga per alcuni giorni, dove l'effimero ci trattiene, i soldi, i palazzi, tutte le cose materiali ci trattengono. E quindi, oppure altre religioni induista, buddista, che c'è questa energia vitale che fuoriesce dal corpo per ricongiungersi con l'universo e farlo girare meglio, insomma, e poi alla fine sempre Dio è, cerca di fare lavorare a tutte le persone, a tutta la amici, parenti, conoscenti, ascoltate, mentre che non c'è la terra, vive sì, dateci aiuto a tutte le affamate, che a tutto morto, ricompensatesi, aiutate un po', dateci aiuto a un debole affiso, che appunto non morite, per me non paradiso. Spiramma amici che si compreso, sto grande e veloce che hanno chiuso, lo riconta un pierno di nemico, perché su questa terra muschietoso, facite bene siete vivi, se no cosa capisci ogni scrive. Consegna alla Presidente Flavia Mizzelli. Ecco, grazie a Luciano Posacca, a queste sue grazie, comunque ancora resterai con noi, giusto Luciano? Non te ne andare, sei la nota positiva e bella della giornata, assieme a tutti quanti noi. Adesso è la volta di Maria Romanetti, la poetessa Maria Romanetti, che ci farà ascoltare La vita è intorno a me. Non ne vuoi il microfono? Con la speranza che ti senti. Sentite? La vita è intorno a me. Attimi impercettibili evangeliani, frammenti iridescenti di vita, brezze vaganti di passione mi avvolsero, mentre il sole disillusa passeggiava tra le altre di fiore, militando sull'umana natura. Poi un istante avvenne tutto, il vento scosse i rami più fragili, il sole si risvegliò, illuminò la vasta distesa, infondendo nell'aria una nuova vita. Una farfalla si adagiò lieve sopra un fiore purpureo e iniziò a far l'amore con lui. La natura è meravigliosa, disse la farfalla, e dalle sue ali danzanti si diffusero i colori dell'iride, il fiore arrossito. Un freddo grigio sasso, colpito da un piede coraggio, sentì nascere la vita lenta, si accorse di avere un'anima e iniziò a brillare di mille pagliuzze aggiuntate. Sto vivendo, pensò. Io che osservavo quella magia, spostai lo sguardo, dal fiore e dal fiore al sasso. Sorrisi incredula, poi corsi via felice. Non mi sentivo più sola, non ero più disillusa. La vita era intorno a me. Mi prego consegnare quest'anno a mamma mia, sarà la poetessa, come un Adesso passiamo a un'altra poetessa, altrettanto brava, la poetessa Maria Grazia De Francesco, che ci farà ascoltare Notti d'affanno e di pensiero. Notte d'affanno e di pensiero, non riesco a rappeggere, non so. Microfono. Avanti. Notte d'affanno e di pensiero, non riesco a rappeggere, non so. Avanti.
schiera di soldati, ricordi che vi accatenato tutta la luce. Ci passano le mie carni ma fatico e non c'è verso di poter riposare. Smaniamo un po' di gente a sto letto, culturiamo sulla felicità di piccolo giorno e se ne è presto. Come l'arcobaleno che spunta dopo una tempesta, ti ricrea il corpo il suo rumore e appresso a picca sparisce e se ne va. Consegna l'attestato Maria, ti sei dimenticata, consegna l'attestato Pina Bernava, la Presidente dei Soci Fondatori. A questo punto ascoltiamo il nostro socio Pasquale Erbi con la poesia Ripartenze. Grazie. La luce che filtra da una porta socchiusa, l'allegria percepita nel silenzio di un momento, lo scrigno che perpetua e offre spazio al tempo, il senso che spiega, l'importanza che sostiene, la cera che sigilla e spegne le pene, il sospiro che libera e rigenera candele, il ricordo che sfibra, frame, ragnatele, l'incaglio che riaffiora e rispolvere evidenze, la presenza che nutre e scintilla speranza, forza e motivo di tutte le ripartenze. Consegna il nostro professore Nino Comunale. Grazie. Adesso passiamo all'angolo degli scrittori. Prego Matteo Ciumma di avvicinare, prego. Eccolo qui, grazie. Sì, prego. Senza microfono. Beh, io voglio raccontarvi un capitolo di un romanzo Don Giovanni Altavilla, che riprende un po' quello che è il mito del Don Juan Tenorio, solo che lo ha ambientato tra la Puglia, la Sicilia e New York. Si parlava prima di risorgimento e tanto abbiamo da dire, cioè io sono della provincia di Brindisi, sono salentino e la mia lingua, perché anche il salentino, una lingua come il siciliano, ha tanto in comune con il messinese. Io ho insegnato per 4 anni al Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, adesso sto a Casalia, in Puglia, però porto questa terra nel cuore perché credo che sia la mia stessa terra. Quindi riprendo un po' il mito del Don Giovanni, che è stato sviluppato da Mozart, da Molière e da tanti altri, non vado oltre, solo che in questo racconto, è un racconto all'interno del romanzo, nell'aureola del sogno starei per dire, Don Giovanni ha il nome di Anacrimante, il commendatore, cioè il morto che ritorna per fare giustizia, è Tidemo, ed Eos, la figlia del sole, e Anna, donna Anna. Ogni giorno Eos attendeva che sorgesse il sole per venerarlo. Il suo volto si illuminava nella luce dell'astro nascente, incantando Anacrimante, attratto da tanta bellezza. In quel momento di magia e poesia, Eos cantava il suo inno al sole. Gloria a te, o sole, che sorgi qui nel mondo dal bugno della notte. In questa terra infondi il seme della vita. Tu che imponente appari dal mare su nel cielo di questa valle d'ombre,
contro la forza bruta dell'aggressore, abituato a ben altre imprese, a infilzare i nemici e a decapitare draghi e aspidi volanti. E la portò con sé al di là del bosco che conduce al fossato che delimita le due zone adiacenti, la valle degli Dei e la valle degli uomini. Anacrimante, sconvolto da quanto accaduto, si incamminò in direzione della valle degli uomini, superò il prato e saltò il fossato, ma di Eos nessuna traccia. Si disperava, piangeva come un bambino, nuvoloni neri intanto coprivano il sole. Non c'era più differenza tra il giorno e la notte. Le nubi in agguato tenevano in ostaggio il mondo e la vita. Ed erano scomparse la luna e le stelle, il cielo mostrava solo ombre scure e minacciose. Gli animali impazzivano, le donne pregavano, gli arabbi correvano in cerca di segni da interpretare, i sacerdoti invocavano gli dei con antichi rituali. Non si dava pace Anacrimante e continuava senza sosta a cercare Eos. Una ricerca che andò avanti per giorni e giorni finché, dopo tanto vagare, non la trovò incatenata in una grotta. Il suo viso aveva preso il colore della polvere. Non cantava e non sorrideva più, era caduta in un sonno profondo. Tideo era lì, pronto qualora la donna si fosse svegliata a consumare la sua violenza. Senza pensarci due volte, Anacrimante fece irruzione nella grotta. Lo scontro fu aspro e cruento all'ultimo sangue, ma alla fine fu Tideo a essere trafitto. Da tutti temuto ed imitato, il crudele guerriero che aveva offuscato il sole giaceva ai piedi di Anacrimante, che tuttavia non gioiva per questa vittoria. Il suo pensiero era per Eos. Scaraventò lontano la spada insanguinata come per liberarsi di uno strumento di morte e si precipitò verso la figlia del sole che non dava alcun segno di vita. Non si scoraggiò, la prese in braccio e si incamminò in direzione del fossato che porta alla valle in cui Eos prende il sole e lo dona alla terra, e si muoveva per il bosco e tra i templi della valle degli Dei, nella direzione del mare, del sole che non vedeva. Stremato si accasciò ai piedi del tempio del sole, tenendo stretta a sé Eos, la quale non rispondeva ai suoi richiami, ai suoi lamenti. Che la morte porti via entrambi, diceva Anacrimante. In un attimo, accanto alla donna che giaceva sul tempio del sole, si presentò un colosso di pietra, una statua parlante, dalle sembianze di un condottiero sdegnoso, con la barba ispida e folta, che impugnava una spada e uno scudo in cui era impressa l'immagine di un drago con larghe ali e due teste che sputavano. Si presentò affermando di essere Tideo e che l'anima sfuggita al regno dei morti era entrata in quella della statua affinché portasse a termine la sua vendetta. Era lì per sfidare il duello Anacrimante. Costui per un attimo guardò Eos e, più determinato che mai, accettò la sfida del colosso di pietra. Il combattimento si fece duro e estenuante. Alla potenza sovrumana del colosso, il giovane guerriero poneva destrezza e intelligenza, spinto da una volontà alimentata dalla virtù e dal valore dei sentimenti. Finse di fuggire impaurito verso l'estremità di un dirupo. Il colosso lo inseguì, certo di mettere fine alla contesa. Con una mossa dettata dal cuore, Anacrimante trascinò la statua sul limite del precipizio che scende a strapiombo sul mare e da lì sferrò a
chinò sul viso e dolcemente le sfiorò le labbra con un bacio. Ad Anacrimante sembrò aver toccato il cielo, il vento mutò direzione, sparsò via le nubi della discordia. Una leggera brezza prese ad accarezzare il volto di quei giovani. Dal mare spuntò una sfera rovente con una corona altera. Il volto di Eos si tinse nel colore roseo dell'aurora, mentre il sole irrompeva illuminando la valle. Eos sorrise. Con le braccia rivolte al cielo, Anacrimante gridò con tutte le sue forze e la sua voce superò la valle, il fossato, fino a risuonare in ogni angolo del mondo. Eos è salva! È salva! In quel momento Don Giovanni aprì gli occhi e, come uscito da un sogno, continuava a ripetere: Eos è salva! È salva! Finché non capì di trovarsi nell'infermeria della nave accanto a un medico di bordo. La febbre lo aveva fatto delirare, ma ora tutto era finito, stava meglio e sentì il bisogno di recarsi in coperta a respirare un po' di aria pura e non quella viziata della stiva del bastimento. Chiese a un marinaio dove si trovassero. Il marinaio rispose che ciò che vedeva era la Sicilia, l'antica Trinacria, la terra di Scilla e Carigli, l'isola dei Pugli, che attraverso le voci, le mani, le maestri pupali evoca le gesta degli eroi della coscienza collettiva. Proprio lì dove si coltivavano arte e sapienza, nella notte del delirio di Don Giovanni, il bastimento aveva fatto scala. Consegna la nostra Presidente Claudia Berselli. Grazie. Grazie. Buon viaggio per prendersi quando andrai via. Bene, mi volevo riallacciare proprio a quello che ha detto Matteo Summa per quanto riguarda diciamo, il fatto di essere la lingua del messinese e quella della zona del Salentino uguale, perché quando c'era il regno di Federico II molti messinesi sono stati trasferiti e messi nei posti di comando, ecco perché poi, ma non c'erano soltanto quelli nei posti di comando, diciamo proprio famiglie numerose per aumentare la popolazione di Brindisi e di tutto il Salentino. Bene. Adesso passiamo all'altra scrittrice, la nostra amica Gio Furfaro. Prego. Dal racconto di Umberto Di Emma, la vita con i suoi problemi mette in crisi i protagonisti per poi dare modo di rivedere tutto e rinascere il giorno dopo. Finché una mattina si indavinò di me una nuova sensazione, non so dire come quando è successo, mi sentivo come sospesa tra cielo e terra. Alla fine era passato solo un mese con Fiorenzo, senza neppure uno sprezzo, eppure continuavano a insediarsi delle paure, a presentarsi nelle fasce, ed io pensavo se erano nazionali puramente facevano parte della cultura. Quella sera mi disse: sediamoci. Mi prese le mani, come per fermare il timore per quel che doveva dire, l'espressione, il tono di voce adeguato al momento. Non poteva prepararsi il terreno. No, scusate. Ma prepararsi il terreno non poteva renderlo meno crudele. Il fatto che non se ne fosse parlato non voleva dire che il problema non esisteva. Necessariamente doveva accadere. Arrivare quel giorno e arrivò. Devo partire. Non devi spaventarti per ciò che oggi che accada. Non immagini quanto energia ho perso.
nel catturare le risposte a questo nuovo programma vita, che per me è importante, senza più alcun dubbio. Non ci sono le certezze che investono la mia mente, sapere che proprio per te e per quello che è il nostro rapporto. Tutto è abbastanza chiaro, ma adesso devo tornare. Non alla mia vita, perché la mia vita ha cambiato percorso, una strada diversa, in una diversa città, ma i cambiamenti, per quanto ne va devo voltare per farmi miei, tutti fermi. Lo so che sempre, senza dolore, ma non posso fare a me di chiedermi cosa non mi farà cosa farà Fiorenzo. Non è stata una passeggiata, è vero, ma forse è stato solo un momento per realizzare il suo volere, la sua voce. Ora era ancora nel basta, di sofferta. So che devo ritornare, che ho un lavoro, ho un figlio, lontano. Ed io non sono più la stessa persona, il mio amore ha cambiato le nostre vite. Rimasi stupita a quella sua formazione, che adesso non aveva pronunciato la parola amore. L'avevo fatto intendere, ma dirlo da altre cose. Ciò di cui mi rendevo conto è se davvero le cose erano così complicate o semplicemente così chiare, sarebbe stato più doloroso dirsi addio. Scusate, devo bere. Cosa farà Fiorenzo? Non è stata una passeggiata, è vero, ma forse è stato solo un momento che ha caratterizzato lo stato d'animo. La sua voce ora era ancora più bassa, più sofferta. So che devo ritornare, che ho un lavoro, che ho un figlio lontano ed io non sono più la stessa persona e che l'amore ha cambiato le nostre vite. Rimasi colpita a quella sua affermazione. Fino adesso non aveva mai pronunciato la parola amore, l'aveva fatto intendere, ma dirlo è tutt'altra cosa. Ciò di cui mi rendevo conto, che se davvero le cose erano così complicate o semplicemente così chiare, sarebbe stato più doloroso dirsi addio. Ma lui mi rassicurò subito. Non dobbiamo dirci addio, non deve accadere, bensì si deve trovare una soluzione immediata, perché presto devo partire e non mi va di lasciarti credere che sarà per sempre. Allora gli risposi, è bello ciò che dici, ma non so se dobbiamo far lavorare la testa o si deve ascoltare il cuore. Si alzò come per cercare le parole camminando. Non è così facile, tra un estremo e l'altro non c'è un punto d'incontro. Non possiamo abbandonare la mia vita ad uno o all'altro, mia dolce e prudente Emma. Tu vuoi un compromesso? Dissi stupita. Non ci possono essere dei compromessi. No, ti sbagli. C'è sempre un compromesso da vagliare nella vita. Non siamo santi, se mi è permesso dire. Sai, sono cattolico e non rinuncio mai a Dio. Vedrai, una via secondaria spianerà questa interruzione della strada principale. Come? Una via secondaria? No, una via secondaria non sarà mai una cosa principale. È questo quello che vuoi dirmi? Che dici? Esageri adesso, tu non ti sforzi nemmeno di capire.
Nella vita non può essere soltanto bianco o nero. Per te il grigio non esiste? Continuò a dire, gesticolando in una certa misura. E ancora, le occasioni, si dice, fanno l'uomo ladro, e vedrai che al mio ritorno avrò sistemato le cose. Non ti dico questo per poi farne un'altra. Non voglio sembrarti carino ai tuoi occhi, devi avere fiducia. O sei troppo dura per farlo? Tu che lavori nella frutta, lo sai che per fare bene le marmellate ci vuole la frutta matura, e la frutta ha bisogno del suo tempo, solo quello ti chiedo. Non c'è gaudio senza imperfezione, dissi. Dissi ora con estremo sarcasmo, ma come per chiuderla là, si avvicinò guidato ora dai fatti, per darmi una prova concreta, che ciò che diceva apparteneva alla realtà. Ma io questo lo sapevo, quello che non conoscevo era il dopo. Non ero una sprovveduta e così lo anticipai. Nel futuro c'è l'inevitabile conclusione del presente e si andrà male perché oggi va male. Questo penso in definitiva. Sei ingiusto a osservarmi questo trattamento. Ti giustifico perché ancora non mi conosci bene, anzi affatto. Non ho ancora detto niente, non ho intenzione ora di litigare con queste tue affermazioni inutili ed improprie. E cosa credi che stiamo facendo o che abbiamo fatto finora? Dissi stanca di tanto parlare, sentire. Calò un silenzio esausto. Quella notte, senza aggiungere altro, restammo abbracciati. Nascemmo insieme. Consegna attestato inaccordabile. Passiamo adesso a Maria Forestieri che ci fa ascoltare Pesante Fardella. Ecco che sta arrivando. Prego. È un po' triste. Pesante Fardella. Vicino. E vai tuo carrettino, traimi, spingi, corri, anche se non ce la fai. È pesante, enorme per te, è carico di ogni cosa, di tante cose, di violenze, di persecuzioni, di inganni, di illusioni, di torture, di tormenti, di speranze, anche di poche gioie che la vita nell'insieme ti dà. Così come sono pochi i valori premosi dell'io alla fine raggiunti. E vai tu col carrettino, non fermarti mai nel tuo cammino, non abbassare la visione sugli occhi, giri a nord e a sud, a destra e ad ovest, solo così potrai capire che il tuo carrettino non è tanto pesante, anzi è leggero perché qualcuno ti ha aiutato a spingere. Consegna il nostro socio Antonio Gattino che è sempre fuori. Grazie. Lascia i fantasmi alla notte ignota. Ti ho trovata accorata, tremante, come bagnata di latte e di ghiaccio. Hai sopportato lacrime, urla. Per te non nascevano stelle. E mi entrasti nel cuore di un tratto e mi senti sciogliere dentro e sorrisi di uomo. Spero, ora matura, ti rivedo alla luce del sole, dolce primizia, vieni per la strada lontana delle stagioni future. Sicura affronti tempeste, ora pascoli e prati ci sono innanzi. Vieni a dormire sull'onda, gli arcioni ci chiamano e nel mare il fuoco si spegne. Attestato, sapete che Pampinelli è il responsabile di internet della rivista Pampinella, chiedo scusa, con la va bene, epoca nostra, prego.